Allora, con Elena Di Gregorio, segretario generale della CGIL del Veneto. Con oggi si concludono le 7 conferenze di organizzazione provinciali, 7 incontri che servono per ripensare e rivedere il lavoro della CGIL in generale sul territorio. Sì, la CGIL in Veneto è in buona salute dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle adesioni, del tesseramento, delle persone che si riconoscono in noi. Questo no, è il bilancio che noi facciamo in questo momento, ma non siamo comunque soddisfatti e non ci basta quello che abbiamo realizzato fino ad oggi. Noi vogliamo migliorare la nostra modalità di rapportarci alle persone, di dare maggiore tutela, maggiore difesa ai soggetti più deboli. In un mondo del lavoro che si è frantumato, dove le persone lavorano senza riuscire ad arrivare a fine mese, quindi c'è un lavoro povero, sono diminuiti i diritti, sono aumentate le persone che non hanno una tutela contrattuale, i giovani vivono una situazione drammatica di precarietà quando hanno un lavoro, se ce l'hanno. Il sindacato deve fare uno sforzo maggiore per incrociare queste persone, per dare tutela, dare rappresentanza e dare voce agli invisibili. Questo è l'obiettivo con il quale noi vogliamo riorganizzarci, aprire le nostre porte, uscire dai luoghi di lavoro tradizionali per incrociare questo mondo del lavoro che deve stare con noi e noi vogliamo dargli una risposta. Insomma, il benessere di un territorio non si misura sul PIL, come lei ha detto più volte. Infatti, questo è anche il nostro documento regionale che abbiamo proposto ai candidati del Veneto in occasione delle recenti elezioni. Il benessere della nostra comunità si misura in base alle condizioni e alla qualità della vita e del lavoro delle persone che lavorano e che vivono in quella comunità. Quindi noi lavoriamo e siamo un soggetto come CGIL che opera per migliorare le condizioni di vita dei tanti pensionati, dei tanti anziani che hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di una sanità e di un sociale di qualità che si è ridotto anche in questo nostro ricco Veneto, e quindi dobbiamo aumentare la qualità e le condizioni della vita delle persone, cercando di sviluppare e di favorire quella rete di solidarietà che ha fatto forte il nostro Veneto negli anni e che adesso con la crisi viene messo in discussione.